Riccardo, cosa succede all'ombra del campanile? Tanto benvenuto a Bosco Stefano, all'ombra del campanile, seconda edizione dei mercatini di Natale della Lessinia, il Bosco delle Fate, sono tante fate in giro, dopo le vedrai sparse, 14 espositori di prodotti della Lessinia. Ah, tutta gente di qua? Bella gente, roba buona, tanti concerti, spettacoli, divertimento, poi siamo a Bosco, c'è il palaghiaccio, ci sono i musei, bellissimo, fatti un giro. No, ma sicuramente adesso vado a curiosare 3 banchetti, perché questo è il motivo che mi ha spinto a salire fin su qui a Bosco Chiesa Nuova, il fatto che c'è gente vera, perché i mercatini possono piacere o meno, c'è di tutto, qui c'è solo quello che si può trovare anche gli altri giorni, o sbaglio? Vero? È verissimo, esatto. E allora adesso devo fare un giretto. Adesso fa un giretto. Ragazzi, la fonduta cimbra, sono proprio curioso. Stefano, cos'è la sta fonduta cimbra? Fonduta cimbra, a sciogliere tutti i formaggi della nostra vallata con tutto quel mondo del Monte Veronese. E adesso ve la faccio vedere dopo averla sciolta, che ci serve bello. così. La serviamo così, mettiamo dei crostoni di pane e viene servita a temperatura calda. Bellissimo. Per il vostro godere. Ma è un'invenzione recente questa? Certo. Ah, che spettacolo, guarda. Il crostone di pane, bello. E quindi diventa la fonduta da passeggio? Certo, da passeggio. Stefano, te che hai proprio un bel nome. Grazie, come il tuo. Serenella, ma e lei da dove viene? Da Lugo di Grezzana. E le fa tutte lei queste cose? Tutte fatte a mano da me e collabora anche mio marito, devo essere onesta, quindi le parti in legno le fa mio marito. Ah, che bello. E com'è nata questa passione? È nata perché 20 anni fa ho ricevuto in regalo un Natale un orsetto in gesso su una targhetta di legno e sono innamorata di quell'orsetto e ho voluto imparare a farli anche io, per cui ho acquistato i miei primi stampi e ho iniziato a farli e poi sono partiti i mercatini e così, è andata avanti così. Quindi, è da 20 anni quindi che lei fa queste cose? L'anno bellissime. prossimo saranno 20 anni che realizzo questi oggetti. Complimenti allora. Grazie. Un agribirrificio in Lessinia, il Laorno, che è qui di Bosco Chiesa Val di Porro, perché si può brindare con la birra a Natale? Certamente che si può brindare con la birra a Natale, E con che la birra nostra è? stout invernale, stile Guinness, aromatizzata a liquirizia e vaniglia, perfetta per il periodo natalizio. Allora, quando ho detto si può brindare, perché io avrei voluto brindare, ma ho capito avete che la gnocca va bene. Va bene. Suo nome? Sonia, di Ago di Riccia. Di Bosco? È di Bosco, sì. Ah, abbiamo un'autoctona. Sì, dai. Una E lei del cosa posto. fa qui? Io faccio cucito creativo, ho iniziato a cucire circa 3 anni fa, comprando la mia prima macchina sto Covid. Non sapevo neanche infilare l'ago, a dire la verità. Dopo l'ho lasciata lì per qualche annetto, l'ho ritirata fuori grazie al mio bimbo che ho fatto dei cappellini per lui. Ho provato, da lì all'asilo i bambini li hanno visti, piacciono le fantasie, le mamme l'hanno chieste, è partito tutto un po' a caso. È una passione che è diventata un lavoro? Sta diventando, sì. Lo sta diventando? A gennaio apro il sito online, quindi sta diventando un vero lavoro, sì, sì. Beh, complimenti, che bello! Grazie, grazie. Poi man mano sto aggiungendo cose nuove, dalle borse a accessori vari, mi sto incimentando anche su altre cosine, ma è ancora un segreto. Quindi se avete dei bambini, portateli dalla Sonia, perché li farà dei copricapo bellissimi. Io però, cara Sonia, vorrei anch'io quelle lì con i cervi. Solo lo staff, quindi solo se staff. vuoi lavorare qua te le presto volentieri. Mi assume? Ecco, assunto. Bruno, non è mia un grande mercatino come dimensioni, però è un'ora che cammino, sarei ora Stefano, è un mercatino di qualità, non ti puoi camminare sempre per niente, qua cammini solo per la qualità, certo. E cammini per la qualità del Monte Veronese. Però anche un po' di quantità adesso. Manca tutto qua, tutto come i nostri prodotti della Lessinia, perché noi siamo un mercatino della Lessinia. Allora, se ti fai mangiare adesso, un po' di formaggio, che secondo me ti fa bene verso sera e poi verde è buono. Vabbè. Allora, ti un po' di formaggio. Allora, che questo bello. qua è il nostro Monte Veronese, che sotto che ti dà?
mele e cannella o pere e peperoncino? Ti do un po' di marmellatina. Sì, ti do un po' di pere e peperoncino secondo me, che ti fa bene, No, scegli, niente, eccola qua, vai. Ma te la fai sta crema qua, vero? Tutto marmellata di... Eccolo qua. Ah, fantastico. Vai Stefano. Adesso va. Le roba tua. Assaggino. Senti che robetta. Ha l'effetto spinaci del braccio di ferro. Ma te vedo, ma te fa bene per tutto così. Vai, ciao. Lei è Claudia. Ed è già tanta roba come vedete. Ma quello che mi piace, oltre a lei, è quello che c'è qua dietro. Cosa bolle in pentola, Claudia? Qua abbiamo le trippe. Signor, vara, che belle. E dall'altra parte invece? E di qua il pulled pork. Mamma mia ragazzi. Allora, se foste state qui avreste sentito un profumo, un'esalazione che arriva da lì, che è la fine del mondo. Tra quanto sono pronti? È sempre pronta. Allora, finisco il giro e torno. Ma non scappare. Tra poco. Non scappare. Non scappo, siamo qua. Michele, insieme alla mamma Cristina, è quello della lana al pascolo, ovvero la pecora brogna, che è questa varietà ovina autoctona della Lessina, che è stata riscoperta anche grazie a loro per la produzione della lana. E che cosa si ottiene con questa lana, Michele? Stefano, qua puoi vedere una serie di prodotti, sono tutti prodotti fatti con lana di pecora brogna, alpaca, e abbiamo anche ad esempio la seta e tante altre cose. Poi avete riportato un'economia. Esattamente, grazie anche al lavoro dell'associazione, diciamo che la lana piuttosto che comunque la pecora brogna in generale negli ultimi anni se ne sente parlare sempre di più, ecco. E stanno piacendo? Stanno piacendo decisamente, assolutamente sì. C'è un ritorno proprio al naturale, a tutte queste cose, alle tradizioni che c'erano una volta, ecco. Un motivo in più per dire viva la Lessinia. Assolutamente. È un'opera d'arte questo dolce? È un'opera d'arte. È il nostro Nadalin, l'antenato del Pandoro. Viene fatto da noi in pasticceria La Falia. Lo proponiamo a 500 grammi o a 750. E cos'ha è di morbido, particolare? è morbido, soffice, ha una lievitazione particolare e speciale. Lo potete trovare sia ai mercatini a Bosco Chiesa Nuova che da noi in pasticceria. Ma che bella che tessuto! Ma io questo lo vedo intero, ma se poi mia... Certo, assolutamente, le do un pezzettino. Guarda, ecco qua. Aida, non ci conosciamo, però ti voglio bene. Grazie, anche io, è stato un piacere. Marco, Taemo? Vai! Ragazzi, a chiusura della mia visita al mercatino di Bosco Chiesa Nuova, questo mostro di dolcezza, eccolo qua. Guarda che spettacolo. Aspetta che provo a indovinare. Mele, scommetto. Cannella. E? Uvetta. E? Dimmelo ti. Segreto? Ho tutto il tempo del mondo per scoprirlo. Magari cominciando anche da una fettina, Marco, si è detto. Cominciamo. Bravo. La prima parte. Te me capio, vero? Primo garanta. Ciao ragazzi, fate un salto a Bosco Chiesa Nuova. Questo mercatino vale la pena che venga visitato e anche assaggiato. Taglia ancora, te apro? Cominciamo.